Buongiorno, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Pronto a rinunciare al titolo di capitale italiana della cultura 2025, l'annuncio shock del sindaco di Agrigento a causa della crisi idrica che colpisce la città. Partito il razionamento dell'acqua anche a Palermo, gli attivisti lavano abiti e stoviglie nella fontana al porto. Migranti in arrivo a Pozzallo la Mare Ionio dopo la paura vissuta durante il salvataggio con inseguimento e spari da una moto, vedetta libica. In un video la drammatica sequenza, intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa, 1 migliaio nell'hotspot. Come sarà Messina dopo la realizzazione del ponte sullo stretto, la mappa delle zone da espropriare, le contestazioni che animano la città. Un giovane su 2 attratto dalla criminalità. Al nostro telegiornale il prefetto di Siracusa dopo le operazioni interforze nella città retusea, riflettori puntati su piazze di spaccio e violenza di genere. Il cavallo siciliano ottiene il riconoscimento di razza. Il titolo, importante per gli allevatori, porterà benefici all'economia. Nuove generazioni di produttori vinicoli siciliani si raccontano. Gabriella Favara, della storica cantina Donna Fugata, veste i panni di chef. Le donne coraggiose cambiano il loro destino e cambiano il nostro. La cantautrice Gabriella Grasso, stasera in concerto a Catania, presenta il nuovo progetto discografico. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani affronta la Sampdoria al Barbera con il nuovo allenatore Mignani in panchina. Il Catania prepara la sfida a salvezza con la Virtus Francavilla, obiettivo evitare i play-out. Bentrovati, Agrigento sta vivendo una crisi idrica senza precedenti e da qui l'annuncio shock del sindaco Miccichè che dice sono pronto a rinunciare al titolo di capitale italiana della cultura 2025 e restituirlo al governo. Ma sentiamo Davide Sardo. Esternando la nostra esigenza, facendogli presente proprio la calamità che stiamo subendo. Perché Capitale della Cultura non può convivere con una carenza idrica così seria. Quindi lei è pronto a? Quindi eventualmente io sarò pronto, se non si risolverà il problema in tempi brevi parlo di 2 o 3 mesi, sarò pronto anche a consegnare il titolo di Capitale della Cultura. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè è più che determinato. La sua non appare affatto una provocazione. Lui non è scoraggiato e rassegnato, ma non nasconde preoccupazione tanto da paventare la rinuncia, qualora tecnicamente fosse possibile, al titolo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, se la città nel 2025 dovesse ancora essere preda dell'attuale grave e intollerabile crisi idrica. I cittadini sono infuriati e costretti alle code innanzi alle fontane pubbliche con bidoni e bottiglie. Tanti altri pagano le autobotti private con il costo dell'acqua schizzato ovviamente alle stelle. Arrabbiati e demoralizzati sono anche i titolari di bar, ristoranti, alberghi e B&B, disperati sul fronte dell'accoglienza ai turisti. Io devo accogliere una marea di turisti, ma già i turisti stanno venendo anche nel 2024 proprio in previsione di questa nostra opportunità, di questa nostra vittoria di Capitale Italiana della Cultura 2025, ma mi rivolgo anche principalmente ai miei concittadini, perché prima di accogliere i turisti io devo soddisfare le esigenze igienico-sanitarie dei miei concittadini. Un bene prezioso come l'acqua non può mancare. Siamo nel 2024 e ancora parliamo di distribuzione idrica con turni a volte anche di 2 settimane. Il sindaco di Agrigento incontrerà il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e gli consegnerà un documento sottoscritto e firmato a tutti i sindaci agrigentini affinché siano adottate misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza idrica. E andiamo a Palermo dove l'AMAP ha dato il via al razionamento dell'acqua. Gli attivisti protestano e lavano panni e stoviglie nella fontana del molo trapezoidale. Sentiamo. Quest'acqua è nostra, quest'acqua è dei palermitani. È lo slogan dell'ultima protesta avvenuta nella fontana danzante di Palermo al molo trapezoidale. Alcuni giovani attivisti appartenenti al movimento Ultima Generazione hanno attratto l'attenzione dei passanti protestando pacificamente contro il piano d'emergenza AMAP che inizia oggi contro la crisi idrica nel capoluogo siciliano. Stiamo facendo quello che è normale in un periodo di siccità che faranno tante persone nei prossimi anni, perché questa città è senza acqua.
come il resto della Sicilia. Situazione molto delicata, siccità in alcuni tratti estrema. Il razionamento a Palermo è un segnale decisamente preoccupante e AMAP non esclude misure ancora più drastiche per riparare alla crisi idrica, visto il calo della portata degli invasi di circa il 50%. Dall'ANCI l'appello a limitare lo spreco dell'acqua per fronteggiare l'emergenza siccità. Il direttore della Protezione Civile siciliana Cocina, Buongiorno Sicilia, conferma la volontà della Regione di riattivare i dissalatori. Sentiamo. Le misure che noi stiamo prevedendo di concerto con tutti gli enti della Regione, ripeto, così come l'ha varati la Giunta regionale l'altro ieri, ci sono una misura importante, il ripristino di almeno 2 dissalatori. È una soluzione strutturale seria legata al fatto che purtroppo l'acqua dal cielo comincia a mancare, dobbiamo prendere atto di questo e quindi bisogna ricorrere a fonti quali dissalatori. Tenga conto che in Sicilia c'erano 3 grandi dissalatori che sono stati dismessi 10 anni fa. L'acqua dissalata costa tanto quando doveva essere prodotta col gasolio. Oggi ci sono sistemi con combustibili fossili, oggi ci sono sistemi con l'energia alternativa, produzione energetica con pannelli fotovoltaici, per cui i costi possono essere abbassati. Adesso ci occupiamo del tema dei migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa, 1 migliaio di rifugiati attualmente nell'hotspot, intanto è attesa a Pozzallo la Mare Jonio che è stata inseguita dalla motovedetta libica che ha sparato durante i soccorsi in mare. Sentiamo Giusy Lazzara. Sbarchi non stop a Lampedusa con più di 1000 migranti nell'hotspot dove sono iniziati i trasferimenti. Intanto è alto il clamore per gli spari contro la nave Mare Jonio, battente bandiera italiana, che soccorreva i naufraghi in acque internazionali a 100 miglia dalla costa libica. Si vede in questo video un gommone grigio della Guardia Costiera libica arriva a tutta velocità verso l'imbarcazione della ONG impegnata nel soccorso con l'equipaggio a bordo che inutilmente gridava di allontanarsi. Poi gli spari e non si è trattato di una singola raffica. Smettete di sparare, questo è un soccorso, si sente urlare dall'imbarcazione della ONG, mentre il driver manovra per mettere in sicurezza il team senza abbandonare chi era ancora in acqua. Nel frattempo i naufraghi, già intercettati e catturati dai libici, hanno iniziato a lanciarsi in acqua, mentre chi era rimasto sulla motovedetta veniva selvaggiamente picchiato. E questi migranti che prima che si buttassero a mare venivano così malmenati, venivano percossi da queste milizie libiche e poi magari cadevano a mare e quindi erano dei migranti contusi, feriti. Chissà se ce ne sono anche dei morti. Nel pomeriggio è previsto l'arrivo della Mare Jonio nel porto di Pozzallo, dove i migranti saranno accolti dai medici e dagli psicologi. Com'è e come sarà la città di Messina con la realizzazione del ponte sullo Stretto, ma soprattutto quali sono le zone che verranno espropriate? Questo è il dibattito che sta animando la città appunto sullo Stretto. Francesco Triolo. Altro che poche ville a Ganziri e Torrefaro, lo ripetevano un po' tutti ieri nel corso dell'assemblea degli esproprianti del comune di Messina e dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato degli espropri legati al ponte sullo Stretto. I cantieri si estenderanno fino alla zona sud, cosa nota già ai tempi del progetto definitivo del 2011. Tanti espropri, 1688 solo nel versante siciliano, per cantieri che non riguardano il ponte in sé, ma anche i collegamenti stradali e ferroviari. Non verrebbe distrutto da questo ponte soltanto un habitat incredibile come quello di Torrefaro e Capopeloro, ma tutta la città verrà devastata da quest'opera e da tutto quello che riguarderà appunto la costruzione, l'eventuale costruzione di questo ponte. Oggi è scoppiata la bomba perché fino ad ora si era parlato da Faro a via Santa Cecilia, che era il vecchio progetto preliminare. Da stamattina si parla da via Santa Cecilia a Contesse e si sono visti in questa ispezione televisiva quali sono i palazzi che devono cadere. Non è più una questione di pochi ricchi che perdono la loro villa, è questione di gente che ha fatto una fatica enorme per comprarsi un appartamento e adesso lo deve regalare alla società Stretto di Messina.
I veri cantieri sono quelli operativi collocati da nord a sud, a Ganzirri per la realizzazione della torre, del blocco di ancoraggio e della struttura terminale, a Papardo la stazione della metropolitana, a Curcurace e Pace le opere di imbocco per lo scavo delle gallerie per gli imbocchi, all'Annunziata anche la stazione della metropolitana e lo svincolo, così come in pieno centro sul Via d'Europa e nella zona sud a Contesse per la realizzazione delle gallerie ferroviarie per la nuova stazione. Le 10 tavole predisposte dalla Stretto di Messina sono già disponibili. E proprio al tema del nostro servizio sarà dedicato il focus di oggi. In onda dopo il telegiornale, ospiti di Lorena Dolci, alcuni dei proprietari delle case da espropriare, il loro avvocato Antonio Saitta e l'esperto di ponti Enzo Siviero. In onda dunque alle 14.30 su Telecolor, in streaming sulla siciliaweb.it. Le vostre domande possono arrivare con un messaggio di testo al 342 7455 005. Nelle ultime settimane a Siracusa sono state diverse le operazioni interforze, i riflettori sono puntati sulle piazze di spaccio, ma preoccupa anche la violenza di genere. Il prefetto al nostro telegiornale: un giovane su 2 è attratto dalla criminalità. Francesco Aloi. A Siracusa è guerra alla criminalità. Su questo tavolo si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È da qui che partono le tante operazioni interforze, quasi una settimana. Lo spaccio di droga, dice il prefetto Moscarella, è un grosso problema. Abbiamo cercato di incidere sulle piazze di spaccio con un'azione sistemica che da un lato va a contrastare l'attività di spaccio e dall'altro lato l'eliminazione su quegli stessi luoghi dove insistono le piazze di spaccio delle situazioni di degrado che comunque concorrono. Così, con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ci sono anche le ruspe. Nelle zone più difficili, queste baracche vengono costruite per tenere animali o merce, ma si delinque anche in centro. Attività illecite che trovano sempre più manovalanza fresca. Da 1 a 10, quanto i giovani sono coinvolti nella criminalità a Siracusa? Io credo un 50%, siamo a 5 più o meno, soprattutto per i profitti criminali che sono molto alti e quindi determinano sicuramente un fattore attrattivo. Ma allarma anche il dato sulla violenza di genere. Si tratta del 60% dei reati commessi in provincia. Nonostante tutto, Siracusa resta una città sicura. Il grande elemento positivo che io ho colto immediatamente arrivando a Siracusa è proprio questa grossa intesa che c'è tra Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica. C'è veramente una squadra Stato molto forte e quindi la città può stare tranquilla. A Catania l'incendio al bar del Lungomare sta meglio, non è più intubato il titolare del bar, che però non può ancora essere ascoltato dalla polizia. Sentiamo perché nel servizio di Tonino De Mana. Incendio doloso, ma al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. È in stand-by l'inchiesta sul rogo che ha distrutto martedì all'alba il ritrovo Cioccolato Caffè che s'affaccia sul lungomare di Catania. Agli investigatori della squadra mobile mancano alcuni tasselli e la svolta potrebbe arrivare solo dopo aver sentito il titolare del ritrovo, Alfio Leone, che ha lasciato la rianimazione ma che ancora non è in condizione di poter essere ascoltato dalla polizia. L'uomo, che ha respirato fumi tossici, non è più intubato, ma per i medici dell'ospedale Cannizzaro serviranno alcuni giorni prima della completa guarigione. Tra poco potrà essere sentito, ma in che veste? Probabilmente in questa fase dell'indagine, coordinata dalla PM Lina Trovato e dal procuratore aggiunto Francesco Scavone come persona informata sui fatti. Di sicuro si è trattato di un incendio doloso e la conferma è arrivata dall'informativa di reato stilata dai vigili del fuoco e dal verbale della polizia. Resta da capire chi abbia dato fuoco al locale in fase di ristrutturazione e perché. Palermo, 3 danneggiamenti in 50 giorni, dal 12 febbraio fino a ieri, tutti in pieno giorno e solo quando la vettura è parcheggiata di fronte alla sede della redazione. A essere presa di mira l'auto del direttore responsabile del sito Blog Sicilia e nostro corrispondente da Palermo, Maglio Viola, che ha sporto denuncia ai carabinieri. Al collega la solidarietà della redazione di Telecolor e Antenna Sicilia. Adesso ci fermiamo. C'è una pausa e torniamo tra poco. Il cavallo siciliano ottiene il riconoscimento di razza. È un titolo importante per gli allevatori e che porterà molti benefici all'economia. Adelaide Barbagallo.
Nella settecentesca sede di Catania dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia li vediamo galoppare belli e imponenti. Ci sono le razze già riconosciute, il Sanfratellano, il Puro Sangue Orientale, e c'è il cavallo siciliano che ha appena ottenuto, dopo molti anni di ricerca, il riconoscimento di razza a limitata diffusione da parte del Ministero dell'Agricoltura. Un traguardo importantissimo per gli allevatori, ma non solo, porterà frutti anche all'economia siciliana. Ad oggi le nostre razze autoctone rappresentano una possibilità di sviluppo economico ma anche di sostenibilità ambientale che caratterizza la straordinaria biodiversità della nostra isola e che porta nuovi vantaggi da oggi anche al riconoscimento di quelle che sono le finalità che il nostro cavallo siciliano può rappresentare, in finalità turistiche ma soprattutto anche di addestramento. Una nuova opportunità per i tanti appassionati ma soprattutto per un'economia che intorno alla nostra ruralità può continuare a investire. Il cavallo siciliano ha radici antiche, allevato per la guerra da Federico II di Svevia, è un animale versatile. Le caratteristiche sono quelle di un cavallo che ha una base genetica legata alla storia della Sicilia, quindi se volessimo fare una sintesi, ha una base genetica legata al cavallo arabo, al cavallo berbero, con l'introduzione, certo, attraverso gli stalloni che l'Istituto Incremento Ippico già dalla fine dell'Ottocento distribuiva con quello che era l'ex Regio Deposito Stalloni in tutta la Sicilia. L'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ha fattivamente contribuito al riconoscimento. Adesso si lavora al piano di conservazione per le razze riconosciute. Sicilia, terra di vino, regione strategica nel settore con una crescita che non conosce crisi. Oggi le nuove generazioni di produttori si raccontano in modo diverso, anche rivestendo i panni di chef e di ambassador della Sicilia nel mondo. Sentiamo Eva Spampinato. C'è un modo nuovo di raccontare il vino e passa attraverso la tavola e la cucina. Quando un viticoltore diventa chef per una sera, mette dentro ad ogni suo piatto la storia di famiglia, del territorio, di un prodotto, il vino, che non viene solo degustato, ma narrato in modo intimo e trasversale. La sfida secondo me delle nuove generazioni è proprio quella di comunicare il vino in maniera semplice, ciò non vuol dire banalizzarlo ma incuriosire sempre più i nostri wine lover e giovani wine lover che potrebbero essere già appassionati o non a questo mondo. Quello dell'abbinamento al cibo sicuramente è un modo di proporlo che ci aiuta tanto in questa comunicazione. Gabriella Favara rappresenta la terza generazione delle donne di Donna Fugata, cantina vinicola fondata a Marsala dalla famiglia Rallo sulle orme di origini antichissime. È diventata una delle glorie del Made in Sicily in tutto il mondo. Gabriella oggi guida la nuova generazione di viticoltori siciliani. Insieme ad altre nuove generazioni del mondo del vino siciliano stiamo dando vita a Generazione Next di Assovini Sicilia proprio con l'intento di avvicinare sempre più i giovani a questo mondo meraviglioso e dinamico che è quello del vino e con l'intento di valorizzare, promuovere, portare in giro per il mondo la nostra Sicilia che poi ci lega tutti. I viticoltori oggi si riscoprono storyteller, sviluppano l'enoturismo, diventano ambassador della Sicilia nel mondo. Abbiamo la fortuna di vivere un settore assolutamente dinamico che ci porta a vestire il mondo del vino in diversi ruoli, dall'hospitality, quindi all'accoglienza nelle nostre tenute, alla possibilità di essere chef per una sera e quindi l'obiettivo di crescere anche sui mercati esteri per portare sempre più in giro per il mondo i nostri prodotti ed il brand Made in Sicily. La Sicilia si conferma territorio strategico nel settore del vino, nella top 5 delle regioni vinicole in Italia, con l'export europeo e internazionale in costante crescita e l'Etna grande protagonista. Cambiando se stesse hanno cambiato il mondo. Sono le donne cantate e raccontate dalla cantautrice Gabriella Grasso questa sera in concerto a Catania. Sentiamo. Nudo ti pensava, nudo ti parlava, tutti affari finta a musare l'aria intera. C'è l'anima mediterranea nella musica di Gabriella Grasso, cantautrice catanese che con il dialetto siciliano colora e dà respiro ai testi delle sue canzoni. Picchia picchia punta punta canta punte picchia cante punti cante picchia picchia punte punte canta. C'è la donna alla forza delle storie che riescono a cambiare il sentire di tutti.
sera in anteprima al Monk di Catania la presentazione del suo ultimo lavoro. Il disco Sognatrici è la colonna sonora dell'omonimo spettacolo ideato e portato in scena con Valeria Benatti e racconta la storia di donne valorose e coraggiose che, cambiando il loro destino, hanno contribuito a cambiare anche la nostra storia. La bellezza del dialetto, ancora nei progetti futuri della cantautrice catanese. E sono tutti esauriti i biglietti di tribuna A, B e curva sud al Massimino per un gol per la solidarietà, una partita contro il femminicidio che si svolgerà mercoledì 24 aprile. Restano disponibili solo i biglietti di curva nord che potranno essere acquistati direttamente ai botteghini di Piazza Spedini il giorno dell'evento a partire dalle 8. Adesso una pausa e poi il calcio. Vigilia di campionato per il Palermo domani al Barbera, la sfida contro la Sampdoria. Carattere e praticità. Michele Mignani, neo allenatore del Palermo, ha avuto a disposizione solo poche ore prima dell'esordio di domani al Barbera contro la Sampdoria, ma sta già lavorando intensamente. Mignani intanto deve riportare calma e serenità all'interno di una squadra che più volte è apparsa nervosa e inquieta, soprattutto nella gestione del risultato. Il Palermo ha una sorta di difetto di fabbrica, non riesce a controllare i risultati di vantaggio e spesso inciampa a pochi metri dal traguardo. È successo diverse volte in questo campionato, come a Como, Parma, Cremona e settimana scorsa anche a Pisa. Cosa succede? Mignani dovrà capirlo il prima possibile. Si va verso un cambio modulo, il tecnico rosanero dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, Brunori potrebbe fare coppia quindi con Mancuso e come trequartista potrebbe essere adattato Di Francesco, anche perché Ranocchia è ancora out. Fuori domani pure Gomez e Koulibaly squalificati, in difesa si rivede Lucioni dopo 3 mesi e mezzo di stop. Alla fine del campionato mancano 7 giornate, il Palermo cercherà di ottenere il massimo e piazzarsi nella miglior griglia per i play-off. Il Catania cerca di ipotecare la salvezza contro la Virtus Francavilla, l'obiettivo è evitare i play-out. Sentiamo Tonino De Mana. Dal sogno realizzato della Coppa Italia di Serie C al sogno playoff, con l'incubo però dei playout che renderebbe vano il diritto di disputare gli spareggi per la Serie B. Messo in bacheca un trofeo nazionale prestigioso, il Catania cerca di cavalcare l'onda dell'entusiasmo per chiudere il discorso salvezza e dedicarsi ai playoff. Si riparte domenica alle 18:30 quando i rossoazzurri scenderanno in campo a Francavilla Fontana contro una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere e costretta a vincere per tenere accesa la fiammella della speranza. Dal canto suo il Catania non potrà concedersi passi falsi perché alle spalle Turris e Monopoli, rispettivamente a -2 e -3, continuano a macinare punti con l'obiettivo di agganciare gli etnei, senza contare che nel vortice potrebbero finire anche Potenza e Messina, ferme a quota 41. È un Catania che può contare sul morale e non è di poco conto, visto che in questo rush finale servirà tutto e serviranno come il pane anche i gol di Rocco Costantino, l'uomo del trionfo di Coppa che con la sua incornata su cross di Marsura al minuto 119 ha mandato all'inferno il Padova e in paradiso il Catania. La rete del definitivo 4-2 è stata già consegnata agli annali, ma ora l'ex attaccante di Bari e Triestina non vuole più fermarsi per lui e per il Catania. Zeoli, navigato uomo di campo, lo sa ed è pronto a consegnargli le chiavi dell'attacco. Serviranno a scardinare la difesa della Virtus per chiudere il discorso salvezza ed aprire nuovi scenari. Ed è tutto, il telegiornale finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19.